Attualmente sono arrivate a un centinaio di telefonate. Una valanga di richieste di aiuto in appena 3 giorni. Da ogni provincia della regione funestata da suicidi a ripetizione degli imprenditori artigiani nel baratro della crisi. Sono già arrivate in 72 ore più domande che in tutto il biennio 2010-2011. Categorie di tutti i tipi, non solo imprenditori classici. Ma sono un po' tutti, dal commerciante all'artigiano, all'agricoltore. A Marghera il braccio armato della nuova task force anticrisi istituita dalla regione tramite la sua finanziaria Veneto Sviluppo. È qui che vengono smistate le telefonate giunte in massa dopo l'attivazione del numero verde e i contributi per la liquidità aziendale. Finanziamenti agevolati da 25 a 500 mila euro, con tassi dimezzati e un rimborso massimo in 5 anni. L'identikit del richiedente è vario ma ha un elemento comune. Il loro fornitore, il loro cliente non paga, perché a sua volta anche loro hanno problemi di liquidità, insomma. Per cui è una catena che si continua a prolungare. È un'azione di sostegno non solo economico, punto focale fare da tramite con gli istituti bancari al centro degli appelli di tutte le istituzioni in questi mesi. Alle banche per dire guarda che questa è una persona che ha una necessità e quindi dobbiamo dare una mano a questa azienda. I numeri di questi giorni sono già impressionanti, ma a differenza delle iniziative precedenti a questa task force, stavolta è possibile utilizzare contestualmente il fondo di garanzia che interviene a copertura del 50% della perdita. In cassa ci sono 170 milioni da utilizzare. Ora aspetta soltanto a loro, gli imprenditori in crisi, non cedere alla disperazione. Prima che vi succeda qualcosa o pensieri drastici, venite prima da noi.